Salvatore, desideroso di vedere la mamma, torna a Montelepre. Salvatore da casa lontano, sente come una febbre nel cuore, vuol tornare a vedere il suo amore e la mamma il suo caro papà. E dai monti discende pian piano e si reca al suo caro paese per sfuggire alle brutte sorprese. Nella notte tornare dovrà. Montelepre era intanto accerchiata delle guardie a cavallo ed a piedi, guardi intorno e per tutto non vedi che i gendarmi che aspettano già. E Turiddu alla casa dorata dal suo padre riceve un consiglio di rinchiudersi in un nascondiglio se si sente alla porta bussare. Quando è giorno ad un tratto alla porta fortemente si sente bussare. Non rimane altra cosa da fare che nascondersi e non fiatare. La sua mamma rimane come morta quando vede che il maresciallo, che il suo Turi se riesce a scovarlo, certamente promosso sarà. Giuliano è ricercato. Il maresciallo va a casa sua e chiede di Turiddu. Turiddu nostro è sopra la montagna, risposa all'or di Turi il genitore, mentre alla mamma che le tremava il cuore, la gran paura parlare non la fa. Turiddu, lo sappiamo, è ritornato, gli gridi in faccia allora quel maresciallo: se in nome della legge non parlate, se non parlate per voi peggio sarà. E quel gendarme ha preso le manette ed ha arrestato il padre di Giuliano, e la sua mamma allora grida e sviene, e come morta in terra se ne va. E incatenato lo portò in prigione e poi lo chiusi in una cella oscura. Il maresciallo pensa la paura, a questa gente parlare la farà. E intanto Salvatore a notte scura, col cuore in pianto torna alla montagna, e nel pensiero ci mette una scrittura in cui è detto di poi quel che farà. Uccidere gli vuole il maresciallo che gli ha arrestato il caro genitore, e aspetta il tempo e intanto conta le ore, che la vendetta non vuole rimanere.
cantare. Il bandito Giuliano uccide il gendarme che gli ha arrestato il padre. Torna un giorno con grande imprudenza nelle strade del suo paese e lo incontra e di mira lo prese, con un colpo morire lo fa. Per terrore, per grande prudenza, chiude porte e finestre ciascuno, per paura non parla nessuno, chi ha veduto, veduto non ha. La Sicilia comincia a tremare, scorre pure del sangue innocente, Salvatore che capo brigante, ora il mondo lo vuole cambiare, ai signori si mette a rubare le ricchezze, i brillanti milioni, e ne empie dei bei cassettoni, ed ai poveri a dare li va. Si presenta da questi signori col sorriso dell'uomo cortese, spoglia i ricchi di tutto il paese e non tiene nessuna pietà per ognuno di questi che muore. Ogni ricco comincia a tremare, chiuso in casa non vuol più uscire, ma Giuliano spogliare li fa. La sua fama si spande, la gente chi ha bisogno lo vede arrivare, come un angelo ad aiutare chi le scarpe ed il pane non ha. Ogni povero allora si sente una cosa di Turi Giuliano, se l'incontra gli bacia la mano, per Turi tu la vita darà.